Bentornati signori e signori, io sono Franco Nusinas e oggi finalmente con estrema commozione possiamo riparlare di un'analisi di una partita. Avevo proprio questa crisi d'astinenza piena da quando è finito il nostro campionato pochi mesi fa, ma adesso siamo di nuovo rientrati nella girandola delle grandi amichevoli pre-campionato. Allora, prima di tutto un po' di burocrazia. Vi ricordo come sempre che il canale si chiama Un Sardo sul Continente, che esiste anche TikTok e Instagram dove ci trovate con lo stesso nome. Siete invitati caldamente a iscrivervi sia qui che sugli altri social, tanto è tutto gratis, signori, a voi non costa niente, a me date invece un aiuto enorme. Mi fareste piacere poi se mettesse anche un mi piace, un commento, qualcosina, così possiamo interagire un po'. E mi raccomando, uniamoci insieme tutti i tifosi del Cagliari nel fomento calcistico per la nostra squadra in previsione dell'inizio della nuova Serie A. E se avete amici di altre squadre, fateli passare di qui perché qua si parla di calcio con passione, con educazione e rispetto per tutti gli altri. Quindi a chi piace il calcio potrebbe anche far piacere sentire i nostri deliri. Allora, detto questo, abbiamo giocato contro il Como, che poi è anche una partita importante, tolto tutto, perché a parte il fatto che stiamo disquisendo comunque di un prossimo avversario con cui avremo a che fare, direttamente poi nel prossimo campionato, a parte per il fomento, ma questo è proprio soltanto proprio da tifoso puro di calcio, di vedere Fabregas in una panchina in Italia, da parte del Como ovviamente, e in primo luogo soprattutto perché è anche la prima partita ufficialmente manageriata, insomma, mettiamola così, dal nostro nuovo allenatore Nicola. Allora, è stata una partita ovviamente molto agrodolce, nel senso che per noi è arrivato tutto l'agro e il dolce se l'è puppato tutto quanto il Como. C'era da aspettarselo, signori, che in questo momento dovessimo ancora ingranare brutalmente, ma devo essere sincero, questa sconfitta, perché di sconfitta si parla 3-1, mi ha creato già quel carinissimo, gentilissimo sussulto di acidità di stomaco che si è fermato subito perché poi è arrivata la logica e ti è venuto da pensare, beh, ma sì, sono le partite precampionato, fotte sega delle amichevoli, a me interessa vincere in campionato, però se la tipologia di lavoro da fare è ancora così indietro, considerando che siamo a fine luglio, questa settimana ormai siamo ad agosto, e che non è che sia lontanissimo l'inizio poi delle partite di campionato, devo essere sincero, un generale gelido accartocciarsi delle mie sinapsi a un certo punto è avvenuto inesorabilmente, anche perché stiamo giocando nel bene o nel male con tutto il sacrosantissimo rispetto con il Como e quindi insomma un filino poi di magone ha cominciato a prendermi, per adesso un filino, ma vedremo, vedremo, vedremo. Mi è presa tristezza anche per il fatto di dover giocare immediatamente la prima partita del nostro precampionato proprio contro il buon Dossena, che è andato proprio al Como e che è stato anche un pessimo cliente per noi perché ci conosce come le nostre tasche, quindi sa esattamente con chi interagisce. Comunque, ci presentiamo con un 3-4-2-1 con l'inserimento di questo, devo essere sincero, ci sta, di un acquisto di cui, devo essere sincero, mi sono dimenticato di parlare, ma perché non è che mi avesse fomentato particolarmente, ovvero di una nostra nuova ala che si chiama il buon Felici. Ora, il ragazzo, vi do qualche nota adesso perché oggettivamente non lo abbiamo citato negli acquisti di campionato. Mattia Felici è un ragazzo giovanissimo, quindi un bel acquisto di prospettiva, come quelli che alla fine possiamo permetterci noi. Stiamo parlando di un giocatore di circa mezzo milione di euro di valore, classe 2001, alla sinistra piena, che ha trafficato nel professionismo già da qualche annetto,
giocando tra il Lecce, il Palermo, la Triestina e poi, dopo vari prestiti al Feralpi Salò, è arrivato a titolo definitivo a noi per 2 milioncini. Allora, che sia un bel giovane di prospettiva, non c'è niente da dire. A gamba mi è piaciuto, ho letto poi il comunicato, ho letto anche l'avviso che comunque ha fatto lui, il post, scusate, quando è arrivato a Cagliari, cioè il fatto che comunque sia un ragazzo che si è fatto da solo, partito proprio dai campetti di periferia, e voglia quindi metterci tutto se stesso in questa avventura in Serie A è sicuramente un bel messaggio. Devo essere sincero, non è che sia un acquisto di quelli che ti fomenta, però sono quegli acquisti che ti lasciano molta più prospettiva rispetto ad altri, perché ti rendi conto che comunque, essendo un ragazzo molto giovane ma con buoni ideali, sembrerebbe, da quello che abbiamo visto ieri, una buona gamba. Effettivamente, magari vedendo che per i giovani abbiamo un buon occhio, vedi fra tutti Oristagno l'anno scorso, che peccato che se ne sia andato, ma va bene lo stesso. Se anche su quella zona di fascia abbiamo un giocatore che si muove bene, che ci mette la stessa grinta, la stessa voglia, è oggettivamente un buon acquisto, ma è troppo presto per poterlo valutare. Per quello che ho visto ieri, devo essere sincero, che ho visto ieri, che ho visto quando ho visto la partita, insomma, sto registrando dopo un paio di giorni, portate pazienza, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto. Comunque, mi è piaciuta l'idea di Nicola di buttare immediatamente in mezzo praticamente quasi tutti i nostri nuovi acquisti. Di fronte a Scuffetta è partito ovviamente Azidiakos, affiancato poi dal nostro buon Luperto appena arrivato. Mi è piaciuto l'inserimento poi di Zortea già a fianco a Macumbu, Luvumbo da una parte con Felici dall'altra, con Pavoletti e ovviamente De Iola messo lì davanti, e poi a completare quindi con Zappa e Augello negli slot che avanzavano ancora nella nostra citazione della formazione. Ha quindi mantenuto Nicola un approccio a livello di modulistica, fortunatamente, perché oggettivamente mi sembra una buona idea, non dissimile da quello con cui ci ha lasciato Ranieri. Una squadra bella solida a livello di centrocampo, con dei buoni corridori, degli ottimi corridori, degli impostatori di gioco sulle fasce, una bella zona fisica al centro, di cui è rimasto poi il più alto rappresentante Macumbu sicuramente, adesso che Sulemana è andato, e davanti ha fatto bene a inserire Felici e soprattutto ha fatto bene a rifare assaggiare bene il campo anche al nostro immortale là davanti, che si chiama Pavoletti. Quindi i presupposti, devo essere sincero, quando ho visto poi la formazione che entrava in campo, non mi sono dispiaciuti per niente. Il problema è che la vedi che è una squadra che ancora non ha la garra necessaria, e soprattutto a livello difensivo, a livello proprio di interdizione, le assenze di Dossena e di Sulemana le ho viste davvero tanto. Perché abbiamo combattuto contro un Como molto arrembante, fra Cutrone, Belotti e robe varie. Abbiamo subito praticamente dal settimo minuto in poi una punizione di Baselli al limite dell'area, sopra la traversa di poco. Al 12° con il vantaggio azione personale di Cutrone, si infila centralmente, 20 metri, lancia un destro angolato, anche lì un bellissimo tiro, Scuffetta poteva poco, però non lo lasci tirare Cutrone da 20 metri. Ancora poi da Cugna, sempre dal limite, tiro fuori, di nuovo vicino allo specchio della porta. Al 21°, pochi minuti dopo, quindi di nuovo Belotti, questa volta sul filo del fuorigioco. Anche qui è un ottimo giocatore, ma non è che abbia più questo scattone, insomma, però niente, brucia tutti, inserito in area, di nuovo depositato in rete,
con oggettivamente la nostra prima vaga, turgida reazione di sussulto al 25esimo con il solito Augello su calcio d'angolo che arriva sulla testina di Luperto, che però non riesce a angolare giusto e quindi il colpo di testa va alto. Al 41esimo ancora Luperto, ancora di testa, ancora su angolo, questa volta battuto da Felici, ma anche qui poco preciso. Arriva alla fine la nostra rete sul finire del primo tempo con una punizione da sinistra di Augello, messo in mezzo un bel pallone sul quale arriva di nuovo Luperto, Reina in porta per il Como respinge, però la palla respinta male viene per Deiola che ovviamente faina della situazione riesce a buttarla dentro. Si cambia di nuovo poi nel secondo tempo con nuove soluzioni, cercando di far girare un po' tutto quello che abbiamo in panchina per capire. Nicola ci sta, deve ancora conoscere tutta la squadra e li può conoscere bene soltanto nelle partite. Per quanto amichevoli, l'allenamento, quelle cose lì non vanno bene, ma fino a una certa, devi vederli in campo. Quindi ci prova Radunovic in porta, poi sempre a tre la difesa con Azidiakos, Vitesca e Luperto, centrocampo entra Azzi, proviamo a dopo, entra Prati con Augello, Viola e Luvumbo con Luvumbo che agisce largo a sinistra di supporto al neoacquisto Piccoli. 14esimo del secondo tempo, bellissima doppia occasione nostra con Luvumbo che finalmente fa il suo bello scatto e scappa via, brucia tutti quanti, arriva di fronte a Reina, al solito manca quell'attimo, quel guizzo in più che ti permetta di vincere il tap-in contro il portiere. Reina è un uomo d'esperienza, oggettivamente, almeno quello ce l'ha, e quindi esce e respinge. Ancora di nuovo la ribattuta con sempre il nostro buon Luvumbo che prova a mettere in mezzo per Piccoli, ma Piccoli schiaccia di testa, la difesa riesce a salvare sulla linea. Questa è sfiga, per carità, e anche bravura poi della difesa avversaria, ma comunque Piccoli c'era. Proviamo poi a quel punto l'ingresso, sostituzione per Luvumbo con il nostro Kingston Mutandua, Di Pardo per Augello e Azzi che va verso la sinistra. In difesa con Vitesca ci sono adesso Veroli e Catena al posto di Luperto e Azidiakos. Proviamo tutto, quindi signori praticamente abbiamo pescato a piene mani da tutto ciò che avevamo anche di giovanile. Ma al 26esimo subiamo del secondo tempo di nuovo altra rete del Como con noi che insistiamo ancora, stoici ed eroici devo riconoscerlo. 33esimo Viola che lancia molto bene Piccoli che però sul più bello si fa recuperare dalla difesa. Prati verso la fine poi sfiora la rete con una bella conclusione dal limite vicino al palo destro del Como, ma niente da fare, e al 37esimo abbiamo l'ultimo brivido da parte nostra con Radunovic che si oppone molto bene, devo essere sincero, al destro ravvicinato del giocatore del Como, Gioacchini. Allora, c'è da parlare. Io avevo fatto un commento molto veloce, signori, perché comunque è un amichevole, minuto per minuto, non è necessario perdersi, insomma, troppo nei dettagli. Bisogna parlare di visione d'insieme. Allora, devo essere sincero, credo che la perdita di Dossena difensivamente sia stata molto più pesante di quanto non pensassimo. Io, devo essere sincero, vi ho espresso tutta la mia perplessità perché Luperto è un buon giocatore, ma secondo me non a livello di Dossena. E vedi la differenza. Dossena giocava dall'altra parte, ha fatto il bello e il cattivo tempo comunque con interventi e con direzione proprio dell'organizzazione difensiva del Como. Da parte nostra noi abbiamo avuto una difesa molto 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 evanescente. E se consideri che comunque con tutto il rispetto assoluto del mondo, dall'altra parte avevamo Cutrone e Belotti, non stavamo giocando contro Vlahovic e Chiesa, stavamo giocando con Cutrone e Belotti, che non è che brillino per ormai, ma inevitabilmente per scatto bruciante, per atletismo eccessivo, eppure nonostante tutto hanno oggettivamente fatto quello che volevano.
Ho notato quindi una carenza a livello difensivo che mi ha preoccupato. Mi ha preoccupato perché abbiamo giocato contro il Como, che a tutti gli effetti poi uno dei nostri diretti avversari, con cui ce la giocheremo poi per sopravvivere anche quest'anno in Serie A, e difensivamente abbiamo perso sotto ogni punto di vista, perché il Como ha fatto davvero quello che voleva. Ha giocato molto aggressivo, ha giocato praticamente a 3 punti a un certo punto, passate il gioco di parole, scusate, però non siamo della gente che passa il resto della settimana a fare un altro lavoro, siamo una squadra di calciatori e dobbiamo essere in grado di reggere anche contro 3 punti del Como. Quindi la difesa la voglio rivedere ancora nella prossima amichevole almeno, e poi mi aspetto che se il risultato sia di nuovo questo, si intervenga nuovamente sul mercato in qualche modo, perché no, non va bene così, se si vuole giocare a 3. Se poi non si vuole giocare a 3, allora benissimo, se gli interpreti devono essere questi, voglio una difesa a 4, voglio una difesa a 4 con Azidiakos o Vitesca, tutte e due insieme non ce la faccio veramente, ci ho provato ma non ce la faccio, Luperto, Zappa e Augello. Comprerei comunque qualcun altro, perché credo che con Luperto ci voglia... Non ci sono più notizie di Mina, io spero che torni, ma ci vuole qualcuno che regga anche vagamente il confronto con Dossena. Azidiakos e Vitesca, io sono i primi che avrei venduto, devo essere sincero, quest'anno non mi hanno convinto, non mi avevano già convinto l'anno scorso. Il pensiero di farmi un altro anno con questi due ragazzi, sono bravissime persone, ci mettono l'anima, ma non li vedo proprio preparati, insomma, non credo che siano una garanzia difensiva, non mi danno alcun tipo di tranquillità. E abbiamo preso 3 papine dal Como. Quindi difensivamente siamo non sufficienti in questo momento. Luperto mi è piaciuto molto come è entrato insomma, all'interno delle rotazioni, ha il vantaggio di conoscere già il nostro mister, che comunque l'ha richiesto con lui quando è passato alla nostra direzione calcistica. Mi è piaciuto come si propone bene nei colpi di testa, quindi nei calci piazzati, insomma, nei calci d'angolo, tant'è che ha rischiato quasi di fare una doppietta. Mi è venuto sempre in mente Dossena lì, perché Dossena quel genere di palloni ne ha buttati parecchi in porta l'anno scorso, però è inutile campare di rimpianti. Luperto è stato ancora impreciso, ma i presupposti ci sono tutti perché possa replicare anche quel livello di gol che portava avanti Dossena sui calci piazzati. Quindi Luperto oggettivamente promosso. I miei dubbi difensivi restano sempre quelli che avevo già l'anno scorso, quindi nuovo acquisto buono, ma quello che è rimasto rispetto poi a quello che abbiamo venduto, no, sinceramente no. Quindi se questi restano gli interpreti, io spero con tutto il cuore di tornare a una difesa a 4 con, ripeto, un innesto in più da centralone pieno, perché se no rischiamo davvero male. Altra nota amara nel centrocampo, Makumbu mi piace come sempre. A dopo l'ho visto un po' ancora fuori fase, non mi ha convinto pienamente. Mi rendo conto che è un ambiente completamente nuovo, bisogna ancora entrare in condizione fisica, ma non mi ha particolarmente impressionato. Lo vedo bene fisicamente, nel senso quando entrerà a pieno regime lo vedo che è un giocatore che può oggettivamente coprirmi la mancanza di Sulemana, ma al momento io ho solo rimpianti in quel senso lì perché non ho visto un bilanciamento tra quello che è uscito e quello che è entrato anche qua. Quindi a dopo da rivedere. Zortea mi è piaciuto di più, propositivo, bel piede, ma già conoscevo abbastanza bene il giocatore, comunque insomma, anche a dopo, però ha fatto Zortea quello che già faceva Zortea, quindi anche lui ancora non è sicuramente a pieno forma, però mi è piaciuto come si è proposto in avanti, mi è piaciuto il lavoro di taglialegna, insomma, di fatica che ha fatto indietro. Zappa e Augello mi sembrano già abbastanza in botta, anche qui
non a piena condizione, però fanno sempre il loro lavoro, un pochino più opachi sul davanti, ma tolto tutto sono sempre i soliti Zappa e Augello, quindi mi danno più tranquillità. Prati, De Jong e Viola da subentrati, o comunque quando hanno giocato, poi Azzi, le certezze che avevamo l'anno scorso nella rosa, alcuni sono rimasti. Il problema sono quelli che abbiamo perso, che al momento attuale non mi stanno dando le stesse certezze di pacchetto completo. Cioè sono ottimi giocatori, ma secondo me non ancora a livello di quello che abbiamo lasciato andare via. Cioè non vedo questo bilanciamento fra entrata e uscita di mercato e non vedo quindi un potenziamento della squadra per poter fare un campionato, non dico tranquillo e liscio, dove ci piazziamo al 10° posto già a dicembre, ma non vedo neanche un miglioramento tale da poter dire, boh, magari ci salviamo 5-6 partite prima piuttosto che alla penultima. Quindi, insomma, al momento attuale niente di emozionantissimo. Settore avanzato. Allora, Luvumbo ha fatto il solito, partito, andato, quando ha deciso di partire un po' pigro sul primo periodo di primo tempo, però quando poi ha cominciato a fare i suoi scatti non ce n'è per nessuno. Nonostante Dossena l'abbia marcato a vista da sempre, perché poi lo conosce, è riuscito ad arrivare a tu per tu con Reina almeno un paio di volte, quindi ha il solito problema di sempre, che alla fine ci arriva di fronte ma non riesce a buttarla dentro. Mi è piaciuto però il guizzo nuovo, cioè il fatto di recuperare sul rimpallo del portiere spagnolo di nuovo il pallone per buttarlo in mezzo a Piccoli. E adesso parliamo anche di Piccoli. Quindi Luvumbo va bene, è rimasto lì, se rientra un po' in forma e se continuiamo a fargli fare esercizi, ma proprio quasi a livello maniacale, di tiraggio, di dribblaggio, credo che ci possa dare qualche soddisfazione in più, anche per l'ho visto bello carico, anche nelle dichiarazioni di sti giorni, sapete quelle dichiarazioni un po' da fantacalcio, mi raccomando, farò molti gol in più, speriamo, zitto, io te lo auguro con tutto il cuore, per te e per noi. Poi c'è da disquisire su Felici. Allora, sto ragazzo non male per niente, molto propositivo, molto di gamba, incazzatissimo. L'ho visto già con la bava alla bocca e per essere un amichevole precampionato mi ha dato quindi le stesse vibes, le stesse ondate emotive, insomma, che mi diedero ristagno. Devo essere sincero, non male, non male. Non pensavo, tant'è che insomma, siamo completamente balzati nel parlare poi dei nuovi acquisti. Pensate quanta importanza aveva selezionato la mia mente, ma proprio come era successo con Oristagno, che poi mi sono ricreduto quasi subito. Felici, devo essere sincero, mi sembra invece un buon acquisto, un ottimo acquisto. Un ottimo acquisto, propositivo, anche lui su davanti, bellissima gamba, non veloce come Zito dall'altro lato, ma comunque bello veloce. Mi sembra abbia un piede ben addomesticato perché qualche crossino che ha fatto era bello preciso, ben fatto. Mi è piaciuto come ha battuto il calcio d'angolo, quello poi sul quale stava per, se non mi ricordo male, battere in porta di nuovo Luperto. Quindi non male, sicuramente da rivedere ancora, ma non mi dispiace assolutamente come acquisto. Davanti il nostro buon Pavoletti lo rivedo di nuovo in gamba, però mi rendo conto che probabilmente gli eccessivi acciacchi lo rendono poco efficace. Dal primo poi è molto poco efficace, è sempre stato, è così. Il nostro Pavoletti è leggendario da subentrato. Dal primo minuto è difficile che cambi la partita, però fisicamente lo vedo buono, già a un buon livello, quindi sono contento in quel senso, ma non era lui che mi doveva cambiare la partita, cioè non era lui che mi aspettavo di vederli davanti, tant'è che aspettavo con ansia l'ingresso oltre che di Mutandua, che devo essere sincero, ha fatto la sua solita buona partita, poco incisiva ancora, ma è troppo, troppo, troppo piccolo ancora, secondo me. Lo puoi mettere da subentrato, va bene, ma difficile che mi aspetti grandi, grandi balzate. È una scheggia, è velocissimo, va da tutte le parti, ma lo vedi che ancora non ha quella malizia per essere decisivo sotto porta. Cosa diversa vale per Piccoli. Piccolo è un attaccante già navigato, nonostante sia giovane, mastica Serie A da un bel po', e nonostante, ripeto, nonostante non abbia segnato, perché il nostro gol è arrivato dal solito De Jong,
nonostante non abbia segnato, mi è piaciuto come si è proposto in avanti. Ha fatto quel tipo di gioco che mi serve, che mi mancava l'anno scorso, quando Luvumbo mi faceva le sue incursioni fino alla fine del campo, si girava e vedeva che poi non poteva rilanciare a nessuno, quindi perdeva inesorabilmente poi il pallone, perché aspettando quel mezzo secondo in più veniva recuperato da qualcuno, se non il portiere e la difesa avversaria. Invece Piccoli, tenendo il passo, l'azione di Luvumbo, nel momento in cui Zito si trova poi davanti Reina che rimpalla su di lui, può appoggiargliela e Piccoli lì viene punito, insomma, dall'intervento miracoloso sulla linea di porta della difesa del Como, però era gol praticamente. Quindi non mi è dispiaciuto per niente. Ci ha provato anche da lontano un paio di volte, lo vedo già molto, molto focalizzato, molto pronto. Forse è quello in forma di più degli altri, devo essere sincero, almeno in quel settore, diciamo al di là del centrocampo. Gli manca poco, secondo me, per essere al top della forma e se questi sono i presupposti, credo che un dignitosissimo afflusso di gol ce lo possa garantire. Quindi il settore dove mi preoccupavo di più, paradossalmente, per l'uscita di Gaetano, di Oristagno, quindi per la mancanza praticamente di quei trequartisti che avevano fatto un po' il nostro campionato l'anno scorso, dato via anche Mancosu. Devo essere sincero, alla fine con l'inserimento di Felici, di Piccoli, il settore di attacco, alternandolo con la Padula e Pavoletti e poi Mutandua, quando poi entra, se esce Luvumbo, cose varie, non mi dispiace, cioè può essere un settore dove ci possiamo prendere forse qualche soddisfazione. Però mi rendo conto che a livello di centrocampo e di difesa soprattutto ci sono alcuni acquisti che ancora non ho inquadrato bene in centrocampo a dopo, devo essere sincero, non mi ha impressionato per nulla. Zortea è un ni e difensivamente Luperto sì, ma l'assenza di Dossena non è stata colmata pienamente da Luperto, quindi siamo in difetto secondo me rispetto all'anno scorso. Quindi credo che Nicola debba utilizzare molto bene ancora almeno una o due partite di amichevoli e poi se necessario andare dalla società a far capire quanto serve ancora per rattoppare quel settore. Spero di ricredermi, ma ho la vaga impressione di non sbagliare e se andiamo avanti così preghiamo il cielo di tornare a una difesa a 4 perché una difesa a 3 che gioca così come ieri, se questo è poi il tipo di filtro che avremo anche in Serie A, piena, non in amichevole, rischiamo di prendere molte più sbelle di quelle che possiamo sopportare, perché per carità un amichevole precampionato vuol dire tutto, vuol dire niente, però intanto abbiamo preso tre pere dal Como, che con tutto il rispetto del mondo non è il Milan, non è la Juve, non è l'Udinese, non è il Monza e via così, ok? E dovrebbe essere una nostra pari, cosa che al momento attuale ieri non sembrava, perché loro hanno fatto 3 gol, noi ne abbiamo fatto uno su rimpallo di un calcio d'angolo, quindi insomma, anche lì. Spero che non erediteremo nuovamente i problemi fisiologici dell'anno scorso, quindi un attacco sterile, ma non penso su quel senso. Spero di non aver risolto il problema dell'attacco rovinandomi centrocampo e difesa. Però queste sono delle impressioni. Vivo di pessimismo cosmico, signori, quindi dovete portare pazienza, però mi piace essere realista e prepararmi al peggio per poi rimanere piacevolmente sorpreso. C'erano un paio di giocatori da rivedere, la squadra comunque mi sembra già a un buon punto di lavoro e bisogna quindi arrivare al punto definitivo per capire se effettivamente bisogna ancora puntellare qualcosina, magari rimodulare un po' l'aspetto tattico della squadra oppure no. Ma è una partita sola, vedremo adesso le altre amichevoli. Detto questo, signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, abbiamo anche TikTok e Instagram, se vi fa piacere potete unirvi a noi iscrivendovi, mettendo un mi piace, commentando, fomentando la nostra presenza online. Io vi ringrazio per l'ascolto e noi ci risentiamo molto presto.